Ignazio, questo progetto segna senza dubbio una nuova era per quanto riguarda il modo di fare agricoltura, per quanto riguarda anche il modo degli agricoltori stessi di lavorare in rete. Ma com'è nato il tutto? Beh, è nato dall'Evalcoop, che ha spinto fino ad arrivare ad impegnare, diciamo, il suo potenziale in un'impresa nuova per noi e nuova anche per il territorio, perché è per la prima volta un'agricoltura che si affaccia nel territorio non come singolo ma come filiera completa, che abbraccia dalla produzione alla trasformazione, al confezionamento, alla vendita, il tutto unito in una filiera unica dove tutti sono garantiti. Ecco, a questo proposito voglio chiederti questo: come si svolgono materialmente, si susseguono tra loro le varie fasi della produzione, insomma, dalla semina alla vendita? La cosa è un po' complessa, questa non è molto facile a sintetizzarla, però cercherò di essere il più sintetico possibile dicendo che noi abbiamo costituito, insieme con la società Euralsulcis che ha portato avanti il progetto, abbiamo costituito una cooperativa che raccoglie, va bene, tutte le esigenze dei vari soci che sono all'interno della cooperativa, che è una cooperativa di servizi che si chiama I Tre Solchi, che esegue materialmente tutte le operazioni di lavorazione, della coltivazione dei terreni dei vari soci. La fase successiva, che è quella che noi ci auguriamo che avvenga al più presto, è quella della trasformazione di questi prodotti, che vogliamo che assolutamente venga fatta in loco. È stato uno degli impegni nostri e delle richieste nostre nel partecipare a questo progetto di filiera. L'altra fase, che è una fase che riguarda un altro soggetto della filiera, che è il commerciale, che ha l'impegno di commercializzare al meglio tutte le produzioni. Ma lo scopo primario di questo progetto qual è? E questo senza nascondere niente di niente, va bene, è quello di portare economie, di sfruttare al meglio le potenzialità del nostro territorio. Noi come Euralcoop, che abbiamo, diciamo, dato il via al tutto, come obiettivo principale abbiamo avuto e abbiamo ancora quello di essere i portatori di una nuova economia nel territorio che, bando le ciance, va bene, non si rivolga più a dire bisognerebbe, ma bisogna fare, ma abbiamo fatto, ed quello che abbiamo fatto è nel mondo turistico e agricolo un'economia che secondo noi dovrebbe essere il futuro della nostra zona. Euralsulcis è l'unica realtà attualmente ad aver visto non solo le potenzialità, ma ad averle viste in questa prospettiva. Stiamo parlando finalmente del futuro concreto dell'agricoltura nel Sulcis. Noi è quello che ci auguriamo profondamente che questo sia. Noi ci avvaliamo di agronomi di prima qualità, sia nel campo del mandorlo, sia nel campo dell'olivo, nel campo dell'asparago, che sono le nostre tre principali fonti di cultura, di agricoltura. Ma ci avvaliamo anche dell'apporto dei tecnici regionali che ci sono vicini in questa nostra impresa e ci avvaliamo anche, va bene, della nostra potenzialità e della nostra voglia di voler fare le cose che mai sono state fatte, e cioè nel nostro territorio partire dal seme e arrivare fino alla vendita in un unico gesto che accomuni il tutto, dando a tutti il giusto riconoscimento del lavoro reale che ognuno sta mettendo. Vorrei aggiungere che questa filiera, va bene, ha un aspetto molto importante, perché nel suo statuto è già previsto, e quindi ci auguriamo che questo poi avvenga, che tutte le fasi di lavorazione, tutte le fasi di produzione, di trasformazione abbiano il giusto riconoscimento, e solo l'utile complessivo debba essere poi suddiviso in parti che vengono 60% remunerato il produttore, 33% trasformazione e confezionamento e il 7% il commerciale. Questo quindi si tratta di un'agricoltura che ha a che fare col socialismo reale. Se volessimo ancora dare qualche dato, possiamo parlare, per esempio, alle nostre spalle vediamo delle bellissime piantine, un terreno piuttosto vasto. Di quali numeri stiamo parlando, Ignazio?
I numeri sono imponenti perché noi siamo a 117 ettari solo come era il Sulcis, però complessivamente raggiungiamo più di 220-230 ettari. Teniamo presente che le richieste di coltivazione di questo tipo raggiungono più di 300 ettari già al momento e che al momento non sono dentro il progetto iniziato, ma verranno sicuramente dopo se questo avrà risultato. E noi abbiamo già, come ora il Sulcis, al di là del fatto che non abbiamo ancora ottenuto nessun contributo ministeriale, abbiamo già impiantato 12 ettari di mandorlo, 4 ettari e mezzo di olivo, abbiamo piantato asparagi, cioè abbiamo già avviato sostanzialmente quello che è il progetto avviato. Lei è un agricoltore, a un certo punto ha deciso di aderire, di sposare questo progetto mettendo praticamente quasi tutto, se si può dire, nelle mani di Euralsulcis, una vera e propria scommessa la sua. Perché ha fatto questa scelta? I terreni sono nel comune di Sestu, vicino a Cagliari, sono stati coltivati in passato a vigneti, attualmente a grano. È stato un caso. Poi questo caso è diventato realtà, ho trovato compagni di viaggio straordinari, imprenditori che in questo territorio hanno lavorato molto bene, quindi c'è una grande sintonia e affidabilità con i compagni di viaggio e dall'altra il progetto è molto interessante. È riduttivo chiamarlo semplicemente innovativo, un progetto di filiera chiuso che ha dentro tutte le componenti, quella produttiva, quella di trasformazione e quella della vendita. Il tutto sostenuto da un'attività di ricerca, di assistenza tecnica, sia a livello nazionale sia a livello regionale con le agenzie deputate a lavorare in agricoltura. Quindi ho fatto questa scelta consapevole degli impegni che deriveranno, ma anche fiducioso in un futuro che io reputo positivo. Ci sono già state in passato diverse forme di associazionismo tra agricoltori che comunque hanno tentato di lavorare insieme, di fare rete, a volte anche ci si è appoggiati a dei grossisti, insomma, chiamiamoli così. E inevitabilmente queste iniziative hanno fallito, comunque hanno presentato da subito delle problematiche. Qual è la differenza tra i due livelli, diciamo, di associazionismo? Il punto di forza di questa iniziativa, come dicevo prima, non è una semplice associazione di produttori, ma è una rete di imprese che al suo interno ha le diverse componenti, compresa quella commerciale, che è coinvolta, responsabilizzata già dalla fase di avvio dell'attività e quindi parteciperà al successo dell'iniziativa o anche all'insuccesso della intrapresa. Gino, questo sarà il futuro dell'agricoltura per questo territorio, ma non è detto che questo modello, questo tipo di progetto possa essere poi, tra virgolette, copiato e esportato anche altrove, in altre zone della nostra isola e chissà anche perché no in Italia. Ci sono tutte le condizioni e le premesse perché questo diventi un progetto regionale. Naturalmente molto dipende da noi, dalla possibilità e dalla concretezza che avremo nel realizzarlo. Ci sono le condizioni, dicevo, perché diventi un caso di successo. L'aggregazione per quanto riguarda la gestione dei servizi, l'aggregazione produttiva, la trasformazione e la commercializzazione incorporata dentro e poi l'assistenza tecnica, le competenze, i tecnici che lavoreranno a fianco a noi, come ho detto all'inizio, di livello nazionale ma anche di livello regionale, quindi una visione anche da questo punto di vista aperta in tempi di autarchia, di chiusura, di localismo e di tante questioni piccole. Noi vogliamo scommettere aprendoci al confronto con gli altri, perché questo pensiamo che sarà la chiave del successo.
Gino, stiamo parlando di un progetto certamente imponente, importante dal punto di vista tecnico, dal punto di vista imprenditoriale, ma c'è un'altra componente che, anche se non si dice apertamente, si avverte, ed è certamente il cuore. Una scelta la sua fatta anche con il cuore. Nella vita si fanno scelte economiche, si fanno scelte imprenditoriali, a volte con componenti sociali. Talvolta si fanno anche scelte etiche e col cuore. Si scommette sul futuro, si scommette su se stessi, e poi io vengo da una generazione che ha avuto tanto, voglio rendere e lasciare a quelli che verranno. Dunque, se il progetto funzionerà, funzionerà non solo per me, ma per quelli che verranno dopo di me, per tanti giovani che si vorranno impegnare e vorranno portare avanti questa scommessa. Tobia, sei il più giovane degli agricoltori, dei soci anche di questa nuova cooperativa, di questa nuova rete di agricoltori che si è appena costituita. Ma diciamo che la motivazione principale che mi ha spinto a fare questa scelta è quella soprattutto di vedere il Sulcis, la nostra zona, un giorno rifiorire, quindi creare delle opportunità di lavoro per i giovani e soprattutto di vedere di nuovo i nostri terreni coltivati, perché ormai di anno in anno stanno sempre diminuendo le zone coltivate e non vedevo tante opportunità per il futuro. Nonostante la mia azienda fosse avviata, avevo anche dei dipendenti e diciamo si guadagnava abbastanza bene, cioè si viveva abbastanza bene. Ho preferito investire tutto in questa nuova azienda per cercare un futuro migliore per tutti, per tutte le persone del posto, diciamo. Com'è che hai contribuito, com'è che hai aderito? Cioè tu hai praticamente deciso di mettere terreni e azienda nelle mani di questa nuova realtà. Ma diciamo che le possibilità erano due: seguire questa azienda dal lato agronomico insieme a altre persone e continuare anche a seguire la mia personalmente, però non mi piace fare due cose comunque sia, perché di solito quando ne fai due in contemporanea una delle due riesce male, quindi ho preferito mettere i miei terreni all'interno di questa azienda e seguire soltanto questa azienda e anche i miei terreni. La tua è una scelta coraggiosa doppiamente, perché lo è stato dal punto di vista lavorativo imprenditoriale, ma lo è stato anche da un punto di vista personale. Infatti tu sei un ingegnere informatico che dopo aver lavorato per un po' di tempo appunto come ingegnere informatico decide di tornare alla terra. Sì, diciamo che sono laureato in informatica, ho lavorato fino al 2010 per 2 multinazionali americane, una delle quali aveva in appalto il sistema informatico della regione, però la mia indole era quella di stare all'aria aperta, cioè non mi piaceva proprio stare chiuso in ufficio 8, 10, 12 ore al giorno, non mi sentivo realizzato e non stavo bene con me stesso. Infatti fine settimana ero sempre in campagna, anche nelle ferie ero sempre in campagna, quindi a un certo punto ho deciso di tornare alla terra. È un percorso che auspichi anche per quelli più giovani, o che comunque consiglieresti ai ragazzi giovani? Certo, secondo me la Sardegna ha grandissimi potenziali a livello agricolo, soprattutto in questi ultimi tempi dove è più valorizzata la qualità che la quantità. Quindi io auspico che qualsiasi giovane ha un pezzo di terra o ha la passione per l'agricoltura possa tornare alla terra, e con questo progetto spero che tanti giovani riescano a realizzare questo sogno. Ha praticamente sposato subito l'iniziativa. Perché? Che cos'è che l'ha spinta? Cos'è che l'ha attratta particolarmente? Beh, la prima cosa è stata il fatto che in questa azienda tanti anni fa ha lavorato mio padre e prima di lui mio nonno. Quindi ho sentito subito un'attrazione affettiva a questa azienda. Faccio parte di questo territorio e ho voluto dare il mio contributo affinché questa azienda rinascesse. Ed è sempre in loco che verranno posizionati anche tutti gli strumenti per quanto riguarda la fase della trasformazione, dico bene? All'interno dell'azienda nasceranno delle strutture che ci permetteranno di trasformare sia l'olio e sia anche le mandorle, insomma.
sarà il mandorlificio e l'oleificio. Un'altra peculiarità, caratteristica importantissima di questo progetto è il carattere sociale. Beh, già dal primo anno questa nuova società, che è una start-up comunque, ha assunto 10 persone per lavorare in agricoltura e quando saremo a regime saranno molti di più. Insomma, Renato, stiamo parlando di un progetto solido, pratico e soprattutto realizzabile, non più un sogno, non più un qualcosa legato a tanti se e tanti ma. Beh, se facciamo un excursus nel territorio ci accorgiamo subito in che condizioni è oggi l'agricoltura. Questo progetto non ha un limite, questo progetto può avere una espansione indefinita per il momento, perché finché riusciremo a produrre un prodotto di qualità non avremo difficoltà a piazzarlo nei mercati, perché i mercati richiedono questo prodotto. Ignazio, ci siamo trasferiti dal Mandorletto, poco distante dal Mandorletto c'è un fantastico uliveto. Anche questo fa parte della stessa cooperativa, anche questo rientra nel grandissimo e importantissimo progetto. Sì, questa è una delle fondamentali culture di questo progetto, di cui fa parte mandorlo, olivo, asparago e zafferano. Avrebbe dovuto far parte anche il ciliegio, ma per il momento abbiamo rinunciato, lo pianteremo solo come via sperimentale con un socio di Sant'Anarresi che aveva già delle serre, lì faremo il ciliegio che dovrebbe dare ottimi risultati anche questo. Stiamo parlando di un terreno acquistato dal Consorzio di Bonifica, prima del vostro arrivo ovviamente non si presentava proprio in questo modo. No, diciamo che prima, soprattutto dove siamo adesso, era impresentabile. Adesso è tutta un'altra cosa, abbiamo già fatto la prima raccolta l'anno scorso di olive, anche olio di ottima qualità. Fa parte dei 117 ettari che abbiamo acquisito come Rasulci dall'ex Consorzio di Bonifica. Grazie anche alle immagini che abbiamo realizzato con il drone ci siamo fatti un'idea più precisa della grandezza dell'area interessata dal progetto e della grandezza del progetto stesso. Come vi siete trovati voi dell'Euralcoop, comunque provenienti da una realtà industriale, a dovervi approcciare ad una realtà agricola completamente diversa da quella industriale? Come già ho avuto modo di dire precedentemente, noi ci siamo avvalsi della collaborazione di ottimi agronomi, di ottimi agricoltori, che sono nostri collaboratori, hanno iniziato l'avventura insieme con noi, hanno creduto in questa impresa e ci stanno accompagnando in questa impresa. Noi come Euralcoop abbiamo messo del nostro, abbiamo messo la testardaggine, va bene, l'organizzazione e soprattutto quello spirito di organizzazione industriale che secondo noi mancava nel mondo agricolo. Niente anche nel mondo agricolo deve essere lasciato al caso. Insomma, tutti quei famosi sacrifici fatti negli anni 70, Ignazio, stanno continuando a dare i loro frutti. Sì, diciamo che le critiche mosse ad alcuni in particolare di voler fare chissà che cosa, stanno dando i risultati. Vorrei aggiungere una cosa che dice sempre un mio grande amico, che è Tobias de Zogus, che è un detto, una frase di Einstein, ed è questa: tutti sapevano che una cosa non si poteva fare, poi è arrivato uno che non sapeva che non si poteva fare e l'ha fatta. Esatto, e viva Dio se ci sono ancora persone che pensano che si può fare qualcosa. Diciamo che le illusioni, che in questo caso non sono illusioni, sono il sale della vita, e noi abbiamo cercato di mettere non illusioni ma fatti concreti perché si realizzino i progetti interessanti. Ed è proprio questa la chiave del progetto, ovvero lo sviluppo. Sì, è lo sviluppo. Io qui vorrei aggiungere una cosa che è mia personale, che praticamente io mi auguro che in un futuro di 5-6 anni, perché prima è quasi impossibile, questo territorio, la risorsa turistica agricola,
sostituisca interamente l'industria, o perlomeno la sostituisca dove l'industria non può esserci, e diventi la fonte principale dello sviluppo del nostro territorio. Agricoltura, turismo. E mi pare che insomma voi ce la stiate mettendo tutta. Penso che più di così non possiamo fare. Ci troviamo in un campo di asparagi, siamo nella sparaggiaia della cooperativa e anche questa è una scommessa nella scommessa. Sì, anche questa è una scommessa nella scommessa, sono 3,2 ettari di sparaggiaia che abbiamo piantato l'anno scorso, per cui quest'anno, anche se ha prodotto, non abbiamo raccolto, inizieremo la raccolta del prossimo anno. Ma qua ci troviamo praticamente immersi in vari tipi di colture, perché in attesa di fare le colture principali abbiamo qui piantato grano, piantato il cece, alla mia sinistra c'è l'olivo, come abbiamo detto, questa qui è la sparaggiaia e poco distante da qui ci sono mezzo ettaro di zafferano, piantato in settembre dell'anno scorso e ha già prodotto qualcosina, ma diciamo che quest'anno speriamo di fare un'ottima produzione. Una delle cose più interessanti che c'è qua intorno è qua di fronte a me un vigneto di 6 ettari e passa di Carignano DOC, che vederlo oggi è veramente bello. Ignazio, quello che noi stiamo guardando in lontananza è proprio il vigneto di cui stavamo parlando, un vigneto che almeno vederlo da qua sembra molto esteso. Sono 6 ettari di vigneto che abbiamo acquisito insieme col secondo bando dei terreni in vendita dell'ex consorzio di bonifica Basso Sulcis, che abbiamo restaurato praticamente, abbiamo manutenzionato. L'anno scorso abbiamo raccolto e abbiamo prodotto 30.000 bottiglie di vino che fra poco andranno in commercializzazione. Invito tutti a berlo perché è veramente... Dove possiamo trovarlo per assaggiarlo? Sicuramente lo troveremo anche nel Valcop, anche se ovviamente non verrà commercializzato solo lì perché 30.000 bottiglie iniziano a essere tante. Ci auguriamo quest'anno di poterne produrre almeno 50.000. Come si chiamerà questo vino? Allora, sono due tipi, sono tutti e due dei Carignano DOC, uno da un terreno leggermente più sabbioso, uno da un terreno leggermente più argiloso, uno si chiama Janas e l'altro si chiama Primo Solco, che ricorda noi. Certo, Okay. certo. Noi ci auguriamo che nel tempo, perché abbiamo acquisito anche altri vigneti, va bene, di cui 3 ettari sono del nostro presidente Tobia De Sogus, che anche lui ha solo Carignano, di terreno sabbioso, tra parentesi, nella zona di Sant'Anna, e quindi speriamo di poter fare dei vini di ottima qualità. Sicuramente saranno biologici. Ecco, tutto biologico, me lo spiegavi anche prima in premessa, insomma prima di iniziare la nostra intervista, avete messo a punto tutti i sistemi per allontanare insomma dei parassiti, gli insetti che possono in qualche modo disturbare le piante, ma mai senza insomma utilizzare agenti chimici. Assolutamente, noi ci teniamo a dirlo, faremo solo esclusivamente i prodotti biologici e stiamo anche piantando nuove coltivazioni per poter evitare in tutti i modi possibili e immaginabili l'intervento di sostanze non autorizzate comunque, soprattutto per il controllo degli infestanti. Stiamo piantando praticamente sia l'olivo sia il mandorlo, lo pianteremo con la paccia matura per evitare l'ineluimento lungo le file. Ecco, ti faccio un'ultima domanda, Ignazio, per chiudere questa nostra avventura, questo viaggio all'interno del progetto e all'interno di queste fantastiche terre. Come sappiamo, uno dei problemi che attanagliano l'isola e il nostro territorio è l'acqua. Come si approvvigioneranno tutti questi terreni dal punto di vista idrico? Tutti i terreni che fanno parte sia di Aral Sulcis sia dei soci dei Tre Solchi sono irrigui perché hanno la fonte di irrigazione dalla diga di Trattalias. Ovviamente poi tu devi fare i sistemi per poter irrigare compiutamente il tuo terreno e quindi non ci dovrebbero essere problemi, però una delle cose che ho già discusso anche con la Regione da questo punto di vista è già da adesso pensare che non abbiamo tutti gli anni tanta pioggia come abbiamo avuto negli ultimi 2 e quindi verranno nuovamente i periodi di siccità e ci dobbiamo attrezzare per essere autosufficienti e quindi creare le alternative alla diga e alla pioggia e quindi produrre acqua che deve essere dedicata esclusivamente alla irrigazione e quindi ai campi.
Purtroppo siamo giunti alla fine di questo percorso, di questo viaggio alla scoperta non solo del progetto in sé di Euralcoop, di Euralsulcis e quindi Tre Solchi, ma anche alla scoperta, veramente abbiamo toccato con mano i terreni, abbiamo toccato con mano le piante, tutte le diverse coltivazioni che ci sono e che a breve, i cui prodotti a breve saranno a disposizione del territorio. Veramente siamo finalmente arrivati a vedere il futuro del nostro territorio dal punto di vista appunto dell'agricoltura. Sì, siamo arrivati a vedere quello che potrà essere il futuro, anche se quello che mi auguro io è che nel prossimo futuro la cosa principale sia non solo produrre, ma soprattutto trasformare, perché la trasformazione di questi prodotti, e non parlo della trasformazione semplice, quindi di produrre solo olio, la mandorla essiccata o roba del genere, ma proprio di ulteriori lavorazioni, dovrebbe essere quella che potrebbe portare il nostro territorio a diventare nel breve, diciamo una decina d'anni, molto importante dal punto di vista della sostenibilità, va bene, di tutto lo sviluppo economico del Basso Sulcis. E con questo importante seme che è stato piantato, il seme dello sviluppo, vi salutiamo, vi ringraziamo ovviamente per aver seguito questo percorso insieme a noi e perché no, magari ci vediamo ad una prossima puntata.